No, I'm not a writer. Buongiorno l'Italia, benvenuta in questa nuova puntata. Questa che vedi, proprio questa qui, no, questa è tipo una Jeep, no? Però quell'altra, attento, quest'altra, ecco questa sì, questa bellissima che, no, questa è di nuovo la Jeep, vedi, perché faccio gli scherzetti. Comunque, no, eccola qua, questa bellissima chiesa un po' ancestrale in realtà si chiama Oratorio dell'Annunziata. Questo invece è CP, puoi vedere la differenza perché i peli, vedi, CP ha i peli, la porta invece ha i cosi di ferro, vedi, CP, i peli, quindi sì, è facile insomma, dai. Questa è l'entrata del posto molto molto bello che non ti anticipo altro perché adesso parlerò sempre io ma nel passato. Ecco, vedi, lì in fondo invece c'è il castello, dove zoomiamo un pochino, che non ho portato via lo zoom, ho portato via l'obiettivo, diciamo, quello di default, quello originale, quello in dotazione. E buongiorno Italia, e siamo stati anche fortunati perché all'ingresso c'erano due cartelli proprietà privata, cioè sembrava dovessimo entrare in una casa, no? E in realtà poi ho visto che c'era tantissima gente che entrava, allora ho chiesto informazioni e mi ha detto entrano tutti, cioè della serie, ti fai la camminatina qua di prima mattina, guarda che bello, e credo che te la puntino, sì, ci sono tanti cani, fa la passeggiata con i cani, passano in bicicletta, in mountain bike, è veramente rilassante, cazzo. Mi ci voleva una cosa così, volevo proprio questo, cioè una cosa così, una camminatina tranquilla, in pianura, guarda, in mezzo ai fiori, campi, da fare un po' di esperimenti, con le foto, i video, così è bello. CP, cosa dici te? Il CP, è felice anche lei, io ho messo la campanella come le pecore, vedi, io ho messo le chiavi. Sti figata, tutti gli uccellini. Senti il profumo di gatto? Sì, parola magica ha detto. Sì? Fagli vedere che è il bacchetto, sì. Fagli vedere che è il bacchetto. Bacchetto, eccola. Fagli vedere il bacchetto. Eccola. Digli, io ho il bacchetto, anch'io. Lui ne ha due, però va bene, dai. Che bella sta passeggiata. Stamattina alle 9 che sono in giro io. È appena iniziato. Molto bella. Ma hai fatto sia? No, la prima volta perché c'era scritto tutto proprietà privata, poi vedevo tutta la gente che entrava e allora ho chiesto informazioni, ma ho detto no, ma no, basta chiudere il cancello e si... Fermo! Ma fa la contadina, comportati bene. No, molto bella. Proseguo sempre su questa strada, sempre dritto, a un certo punto c'è un bivio, o va su, c'è una strada asfaltata, o se no va via dritto, se va su quella asfaltata poi si trova sull'altra strada, peraltro. Bello. E per farla in bici quanto chilo lunga sarà? Sì, no, ma non è dura, no. No, lunga, tipo 5 no. Poco? 8-10 km. È buono? Sì, buono. Ottimo. Buono. Che altra? Dai, la pandemia sempre spazi. Sempre, se no non sono contenti. Guarda, che lavori. La mia andava, trovava il carogno di qualche animale, andava a fregare. Dai, Emi, su, dai, Emi, basta, guarda, che lavori. E io ti spazzolo prima di salire. Ciò che non te pensi. Non te pensi di venire su, sì, fare disastri. Tutto fase così, no? No, ma sei molto bella sta cosa. Bene, bene.
fatta in tutte le stagioni, quando apre il cancello, non sempre, a volte domenica è chiuso. Non lo so perché, probabilmente, non lo so, anche hanno chiuso parecchi cancelli, hanno messo gli articolati perché non so se viene su moto o cosa. Può essere. Però mi ho chiesto, posso passare a piedi? Non si potrebbe, però passi pure. Di sto passo non si potrebbe più neanche a... No, niente. No, insomma, dai. Vabbè, la gente di solito fa la passeggiata sopra, fa il giro e torna indietro, sono 12 km. Molto bella, quella è la classica. Quella l'ho fatta ieri notte. E che passavano le macchine ai 200 all'ora dopo. Il castello era anche chiuso, ho letto aprono il mercoledì. Ma aprono dall'altra parte però, si sale. Non di qua, dall'altra parte. E dall'altra parte si può entrare? No, solo su prenotazione. Ecco. Su prenotazione non si può, no, è privato. So. Io non sono mai riuscito a trovare un'organizzazione che mi porti dentro, vorrei andare, poi cosa è successo? Non ho mai avuto l'occasione, allora va bene, buona passeggiata. Altrettanto. Ciao Ciccia. Andiamo a peste, dai su. Sì. Questo qui che vedi alla sinistra, questo qui è il castello di San Salvatore. È molto molto grande veramente, le mura vanno avanti oltre il video che io ho fatto. CP, cavolo, ce n'è a camminare qua, aveva ragione il capo. Noi quasi quasi facciamo anche una pausa sotto. Oh, che bello quell'albero. Vedi quell'albero lì in fondo, guarda, eccolo là. Quell'albero, guarda, zoomiamo, quell'albero un po' così, un po' da film. E noi ci mettiamo sotto là. Anche perché, digli CP, c'è questa arietta proprio pre-inizio primavera, cioè freschettina ma non troppo, diciamo che camminando adesso sono col felpone e le braghe del pigiama, ma tanto sono color mimetiche, la gente non se ne accorge. Volevo venire anche in ciabatte ma poi è troppo stracciata, hai capito? Ogni tanto, se hai del tempo, fai una cosa bella, buttati su un prato, senza pensare a niente, stai lì a guardare i fiori, i colori, sono solo forme. E prova a pensare che sei tu che interpreti il tutto in bello o brutto. Guarda qua un esemplare di Butolis butuliformis, o semplicemente comunemente è conosciuta agli scienziati come butoea. Ed ora nella mente di CP c'è nord, sud, ovest, est. CP, cosa dici? Andiamo a nord, perché effettivamente siamo stati un po' mone, perché c'era un bel prato lì dove distendersi coi fiori. E ho detto, ma no dai, continuiamo, ci sarà ancora, per carità, tutto bello, però quel prato era proprio carino. Oh CP, ma che abbiamo avuto proprio una buona idea a passare di qua, veramente, proprio molto bello. E adesso fammi pensare, no, andiamo ancora un pochino più avanti, dopo ci buttiamo per terra, dai, come i zingani, come noi stessi. Vedi che, come dico sempre, a volte non serve neanche andare lontano, basta imparare a intrufolarsi un po' dappertutto. Cioè qui siamo a 40 km dalla base, cioè capisci? Sembra di essere fuori nel mondo, cioè sono un po' le colline delle Marche, cioè questi posti un po' così, fuori dalle strade, fuori dal mondo, indietro nel tempo, bellissimo. Eppure siamo praticamente attaccati, cioè robe da matti. E non c'ero mai stato, cioè c'ero passato, anche la chiesa appunto quella vecchia, ti ho detto, c'eravamo passati una vecchia puntina, io ho fatto il video col drone, tutto bello, tutto, però di qua non ci siamo entrati, perché mai ci saremmo pensati di entrare di qua, no? Cioè perché dovevamo entrare dentro a quel cancello? E oggi vedi, destino voluto che siamo venuti in un orario un po' più umano e abbiamo trovato tanta gente che entrava, e allora lì, vedendo tanta gente che entra, il cervello, cioè quel poco di cervello che c'è, associa, ma deve esserci qualcosa di interessante, allora. E così effettivamente, a parte io, cioè Yuri, tasi su un attimo, tasi su. CP, guarda che ho trovato il posto, vieni, guarda, andiamo a mettere l'ano in questo prato in riva al ruscello qua, così, guarda, non è bello CP? Guarda, io e te ci mettiamo qua, ci sdraiamo qua
Dai, vieni, vieni CP, vieni. Che faccia CP. CP, ma hai visto che bei posti ci troviamo sempre io e te? E non vorrei ripetere sempre la solita solfa, ma quando siamo venuti su l'outlet, di cui non serve neanche far nomi perché outlet ce ne sono in tutta Italia, strapieno! Porca troia, dimmi cane, mi stanno usando il mio strumento video amatoriale. E noi qua praticamente da soli, cioè io sono in quest'angolo di paradiso, anche perché insomma mai la temperatura poteva essere più perfetta, c'è un po' di sole che viene ogni tanto, ma proprio appena inizia, non dico a dar fastidio, ma appena inizia a essere un pochino troppo, là subito ritorna la nuvoletta e c'è questa arietta leggera, molto delicata, con questa arietta fresca che ti fa proprio dire è bello, stupendo, vero CP? CP approva. Che poi vedi questi piccoli dettagli, cioè, a parte CP che fa il mona, ma vedi dietro a CP che fa il mona c'è quel ponte lì un po' ancestrale, vero Emi? Digli, no. Doveva mettersi lei davanti. Che fa atmosfera, no? C'è questi vecchi ponti in pietra con le edere che passano sopra l'uscello, molto bello. Signor CP, guarda che se vuoi puoi farti anche un giro, non è che devi star qua per forza, cioè poi hai vasti spazi dove fare tutte le tue cose da CP, hai capito? Non vuoi andare a fare le tue cose da CP? Guarda. Che chissà poi cosa avevo quel giorno, perché io neanche mi drogo, però ci sono quei giorni in cui ti fermi a guardare una formica che cammina, i fiori, e là ti incanti, no? E sembra che sei quasi su un altro mondo, su un altro universo. E sono quegli attimi che ti sembrano poi infiniti, ti allungano la giornata. Ti sembra di essere stata una settimana in vacanza, quando in realtà sei stato 2 ore disteso in un prato. Provala.